Il convegno diocesano 2011-2012 sta entrando nel vivo. La prima fase, quella della restituzione, si è conclusa qualche settimana fa. I consigli pastorali hanno fotografato la situazione attuale, analizzando il lavoro svolto all'interno delle parrocchie in questi ultimi anni. Si passa ora alla fase 2 del convegno, quella dedicata al discernimento in merito ad alcune sfide all'evangelizzazione che vengono rivolte alla nostra Chiesa. La diocesi ha predisposto alcuni incontri per spiegare ai parroci e alle segreterie dei consigli pastorali come procedere nel lavoro della seconda fase. L'incontro di questa sera dava l'avvio alla fase 2 del convegno, che prevede la fase del discernimento. Da questa sera partirà la formazione, il cercare di mettere insieme dei gruppi di piccoli gruppi di 12 persone, 10 non di più, che cercheranno di riflettere sui vari ambiti che il convegno si propone di approfondire, ambiti che poi saranno ripresi nella fase 3 e nella celebrazione del convegno diocesana nel mese di marzo. La fase del convegno diocesano seconda è la più importante perché è quella che prepara immediatamente il convegno con i contenuti in particolare. È la fase che dà voce al maggior numero di persone possibile, che vorrebbe coinvolgere non solo quelli che normalmente frequentano la Chiesa e sentono con la Chiesa, ma anche persone che possono avere interesse per gli ambiti, che sono 4, la ricerca del volto di Dio, l'ambito sociale, l'ambito degli affetti, l'ambito dell'educazione, per dare un contributo serio, per chiedersi che cosa oggi possono dire i cristiani con la loro esperienza di vita, con la loro testimonianza e la loro unità al mondo di oggi, nelle realtà faticose che oggi si vivono. Se c'è una voce che i credenti hanno da poter farli sentire unità insieme, comunione, ma anche testimoni e nuovi evangelizzatori nel mondo di oggi. La fase si realizzerà con piccoli gruppi proprio perché si vuole che ciascuno abbia la possibilità di intervenire, la possibilità di esprimere il proprio sentire, anche i propri turbamenti nei confronti di queste problematiche e quello che ogni gruppo troverà di significativo lo manderà al convegno perché costituisca la parte vera e propria della terza fase del convegno, che è quella celebrativa. Questa sera sono state invitate le segreterie delle unità pastorali, ma non solo, anche quelle persone che diventeranno animatori di questi piccoli gruppi di discernimento e di riflessione. Quale sarà il metodo che dovranno adottare i singoli gruppi e quale linea dovranno seguire? Cercheranno di lavorare secondo una parola importantissima, che è quella dell'ascolto reciproco e della condivisione. Questi gruppi tutti, ed è per questo che sono formati da poche persone, tutti potranno e avranno quasi il dovere di condividere quello che pensano sul tema dell'ambito che hanno scelto. Questa è la cosa più importante, la condivisione del pensiero di ciascuno. L'invito quindi, esteso a tutti i fedeli, è quello di prendere parte a questi gruppi di discernimento in base all'ambito dei propri interessi, comunicandolo al proprio parroco.